ostinarsi a ripetere che Tarros è una città di fondazione fenicia, per poi ammettere che di fenicio non c'è niente, e seguendo a dire che fu occupata dai Punici, sapendo che non vi sono fonti che lo comprovino, dicendo che tutto ciò che si vede è del periodo romano, ignorando le prime strutture megalitiche sarde di Sumur romano. Questa è la città di Tarros, così come ci viene presentata oggi. Saluti a tutti. In questo video vi mostrerò una Tarros inedita, profondamente inserita nell'antica civiltà sarda e legata al fascino mitologico di Tartesso. A 18.026,64 km da Cornus, l'itinerario antonino segna la città di Tarros, chiamata nei diversi testi anche Tarpos o Tarfos, scambiando chiaramente il grafema latino P con la lettera greca Rho. Il Ravennate chiama la città con il genitivo Tarri, mentre Tolomeo l'appella con il femminile Tarre. Tarros è una ricca città portuale che, grazie alla sua posizione a cavallo della penisola del Sinis, aveva il privilegio di toccare il mare da ambo le parti e all'occorrenza di riparare le imbarcazioni nell'adiacente stagno di Mistras. Tarra potrebbe prendere il nome dal Tarranco, il nido del ragno, ettimo simile alla tarragona catalana. Il ragno, chiamato in sardo argia, è detto in altri luoghi del meridione italico tarantula. Per scacciare le conseguenze della sua puntura si praticava nell'isola un rito detto ballo dell'argia, mutuato nella penisola italiana con il ballo della taranta o tarantella. La città di Tarentum prende proprio il toponimo dalla taranta, nome scientifico della tarantula luccosa. Anche la vespa degli emenotteri è detta tarantula, poiché fa il nido sottoterra. Un altro insetto che fa il nido nel terreno è chiamato in sardo ferrainu o forrainu, da inferro o inforro. Il Tartaro, pertanto, poteva essere il luogo dove venivano scavate le tombe a pozzo, simili a quello del ragno tarantula. Riprendendo i colori delle ninfe del sole, i sardi hanno appellato il ragno argia femmina, rispettivamente bagadia o bagiana, nubile o vergine, poiché presentava le macchie chiare, cojuada, sposata, quando mostrava i puntini rossi, fiuda, viuda o battia, vedova, quando il colore nero tingeva il suo addome di lutto. I greci colonizzarono la città di Taranto chiamandola Taras, come l'omonimo fiume che vi scorre al suo interno. Anche la città sarda di Taras, situata presso l'odierna Vignola, era bagnata dal rio Taras. Taras è un cognome peculiare della Sardegna. Taras era una divinità mitologica delle acque, figlio della ninfa Satturia, il cui nome rievoca il saturo con l'elmo cornuto caratteristico dei sardi. A Tarros è stato rinvenuto un epitaffio inciso su un cipo in arenaria raffigurante il difo Baal Zebel, demonizzato in epoca cristiana con Belzebù. Nel Tartaro Eracle si recò a catturare vivo il cane Cerbero per compiere la sua 12ª e ultima fatica. Appena egli sbarcò sulla riva opposta infernale, le ombre fuggirono, salvo Meleagro, alla cui sorella Dejanira l'eroe chiese la mano, e la Gorgone Medusa, figlia di Forco, re di Sardegna. Per uscire dall'oltretomba, Ercole intrecciò una corona di foglie di pioppo bianco, l'albero della vita. Alcuni autori dicono che egli scese al Tartaro da Tenaro in Laconia, altri sostengono che il Tartaro si trovasse nella penisola Cherusa, in Eraclea, sul Mar Nero. Il Cerberus, insieme al Cocito, all'Acheronte e allo Stige, era considerato uno dei fiumi infernali, poiché le sue acque bollenti emergevano dal sottosuolo. Il Tartaro si trova in un bosco di piupi bianchi, dice Pausania, il quale aggiunge: Caronte guida la barca al di là dello Stige, il lugubre fiume che delimita il Tartaro a occidente. Omero chiama il pioppo bianco con il nome di Acheronteo, dal greco acherois, che in botanica riporta al pioppo. Pare incredibile, ma lo stemma del regno di Arbarea porta nello scudo il pioppo bianco. Plutarco racconta che l'isola funebre, dove le donne si vestivano a lutto per la morte di Fettonte, figlio di Apollo, dio del sole, era denominata Erutheia. Erux
è la contrazione di Rucchinus, pronunciato Rucchinum, vale a dire della croce. Tale isola era sacra era e veniva chiamata pure Afrodisia, a indicare una Venere. In questa terra, posta a occidente, dice Esiodo, le Speridi dal sardo Espera o ultimo bagliore di luce custodiscono i pomi d'oro. Figli di Forco e sorelle di Medusa, le Esperidi brillano, secondo Apollonio Rodio, nel mare Sardo. La croce era la trasposizione sulla terra della costellazione del Cigno, le cui 5 stelle disegnavano per questo una croce. Il Cigno, scritto in latino Cinius, traslitterava dal latino al sardo il cun, ossia l'organo genitale femminile. Le ali del Cigno erano dunque equiparate alle grandi labbra del cun. La dea latta di Cnudia o Cunnusa si faceva perciò a Cupride, la rossa sarda, o Afrodite, dunque a Venere. La Sardegna fu chiamata Echinusa non perché avesse la forma di un piede, ma perché impersonava la diva latta Cunnusa. Ercole, infatti, arrivato in Erutheia, isola rossa o di Eruchina, alloggiò nel monte Abas prima di recarsi a Tartesso. Abas è un luogo reale in Sardegna. La città di Abas, che si trova alle pendici del monte Arci, è detta in italiano Ales e significa ali, come quelle di Cunnusa. Il Cigno è detto in sardo anche Sisini, da cui Sisinio o 5 stelle, tante quante sono le principali stelle del Cigno. Il Sinis, contrazione di Sisini, ha la conformazione del Cigno ed è bagnato su 2 ali. Tarros si trova sul becco e rappresenta idealmente la stella oggi detta proprio Albireo. Il legame tra i Focei, la loro madrepatria Sardegna, era ancora forte ai tempi di Ciro II il Grande, 590-530 a.C. Erodoto narra: i Focei scoprirono l'Adriatico, la Tirrenia, l'Iberia e la regione di Tartesso, stringendo amicizia con il re locale appellato Argantonio. Erodoto, seguendo a parlare dell'occupazione di Focea da parte dell'esercito di Ciro, dice: i Focei, non tollerando la schiavitù, decisero di imbarcare donne e bambini e di fare rotta su Cirno, in greco Kurnos, l'attuale Corsica, dove 20 anni prima avevano fondato una città detta Alaia. In seguito però i Focei si diedero al ladrocinio, depredando le popolazioni limitrofe. Pertanto tirreni e cartaginesi di comune accordo mossero contro di loro e li sconfissero in mare nelle acque della Sardegna, costringendoli ad abbandonare per sempre quei luoghi. Dal racconto di Erodoto è chiaro che Tartesso non si trovava in Iberia, ma in Sardegna. Inoltre, pure Alaia, in Corsica, si rifà alle ali del Cigno o Sisini. Questo dato è confermato dalla fuga di altri Ioni, intrapresa dopo l'occupazione persiana delle loro terre nella Ionia anatolica. Infatti, in un incontro tra Ioni, il filosofo Biante di Priene, vissuto tra il 600 e il 530 a.C., espose a tutti il progetto di salpare, uniti in un'unica flotta, via dalla Ionia per raggiungere la Sardegna. In questo modo, liberati dalla schiavitù, avrebbero vissuto felicemente insediati nella più grande di tutte le isole. Dalla esposizione di Erodoto emerge un'assonanza di nomi di luogo tra la Sardegna e la Ionia antica. I Milesi sono ancora oggi gli abitanti di Milis e di San Veromilis, mentre i Focei si specchiano nel rio Mare Foche, ossia a Riora, nell'Arbarea. Virgilio nell'Eneide divide gli inferi fra Tartaro e Campielissi, Elussion in greco, Elussu in sardo. Questi ultimi sono per Omero un luogo in cui per i mortali la vita è bellissima, allietata con immensi campi fioriti. Nei Campi Elisi, dove l'Euche nacque sotto forma di pioppo bianco, dal mondo degli inferi, vengono quindi sepolti i guerrieri con il mantello rosso lussureggiante. Questo luogo è reale in Sardegna e si chiama Lusitania, ossia terra dei Luxion, come la Lusia o la Lidia Anatolica. Tolomeo chiama con il nome di Lusitani i popoli della Sardegna occidentale. I dati di Tolomeo sono confermati anche dalla presenza in questi luoghi dell'Arbarea, della Cors Lusitanorum nel periodo romano. Ancora oggi la denominazione di Lusitani è rimasta nel centro di Lussurgiu e nelle acque termali lusitane di Fordongiano e di Sardara.
Sono stati dunque in antichità gli Lusitani Sardi a portare il loro etimonico in territori extra-isolani, quali la Lusitania e l'Andalusia iberiche. Da qui nasce la confusione degli autori antichi e moderni di indicare la città di Tartesso presso l'attuale Cadice, nella Lusitania iberica. Analizzando le fonti si riesce a capire che la mitologica Tartesso si trovava in Sardegna e non nell'Andalusia. Avieno, come molti altri scrittori che ricercavano la città scomparsa di Tartesso, dice che questo luogo si trova presso Gadir, l'attuale Cadice, ma poi afferma che in quel posto non c'è niente che possa ricondurre alla città mitologica. Egli fornisce però un dato importante: il mare di Tartesso era detto pure mare di Sardegna. Tarsà o Tarrà, plurale irregolare di Tarsos o Tarros, significa le ali, dunque abas in campidanese, quelle del Sinis. Tarros o Tartesso era dunque una città sarda fino al midollo. Per la sua invidiabile posizione e per la sua forza economica fu famosa ai greci fin dall'antichità. Con la decadenza della civiltà sarda, che i suoi albori si estendeva su tutto il Mediterraneo, anche le maggiori città dell'isola subirono i contraccolpi. Tarros, come Ozoca e Neapolis, similmente al fiume Tirso, tennero il nome che i greci avevano indicato nei loro racconti, reiterato e spesso corrotto da punici romani. Spettano ai sardi preservarne il mito, le vestigia e sas intreanias arbarenses. Saludos.